amici di Televignole, ancora vi parlo ancora dei vecchi misteri di Argo del Passo Sarca. Parlerò però in italiano stavolta perché mi avevo richiesto da altre regioni italiane se erano de più questi vecchi misteri. Allora, per farne capire un attimino di più, parliamo appunto in italiano. Cominciando dal Ferrer. Nel cortile ad Arco, tra la casa di Aquilino Morgan, poi demolita per allargare l'incrocio stradale all'imbocco del ponte sul fiume Sarca, e la casa degli Arduini, acquistata poi da Elvira Ischia, detta Pipi, tutto il blocco si chiamava La Svizzera, i Miorelli, soprannominati Santini, avevano il travai, cioè una specie di gabbia con 4 travi in cui tenevano i buoi perché non recalcitrassero mentre venivano ferrati. I buoi dovevano essere legati saldamente per le corna e tenuti quasi sospesi da terra con una cintura di cuoio sotto il ventre, mentre la zampa da ferrare era sollevata e immobilizzata con un palo trasversale. Ferri e chiodi andavano loro fissati a caldo nelle unghie e i poveri animali, a quanto si dice, non ne sembravano eccessivamente entusiasti. I cavalli invece non richiedevano, dicono, particolari attrezzature e non reagivano eccessivamente quando il ferro veniva loro applicato allo zoccolo e fissato quindi con grossi chiodi. Ferreri, maniscalchi, erano a quel tempo, parliamo dei primi del Novecento, i santoni, detti zinevri, che avevano l'officina poco lontano da quella che abbiamo indicato prima, in quella che ancora oggi si chiama Via dei Fabbri, come pure Giovanni Santim, padre del maestro Miorelli, che aveva l'officina di fabbro e maniscalco sotto una grande tettoia tra Villa Mattei e Villa Altenburger, l'attuale Hotel Arco. E veniamo al parolotto. Nelle cucine delle varie case, appesi in bell'ordine su una parete, facevano spicco i rami, cioè tutta una serie di pentole di rame per ogni uso. Di rame, infatti, tolto il tegame di ferro per friggere le fortaie, cioè gli omelette, e le pessate, i pesci, era tutto il pentolame di cucina, dal paiolo per fare la polenta alla stagnada, il pentolone della minestra, quindi la teglia per l'arrosto, la padella sagomata per fare il kuguruf, che era un dolce casalingo dalla forma tra la ciambella e il pandoro, poi tutta la serie di candole, i bricchi per il caffè, il latte e ancora i crazzidei, i secchi col fondo bombato con cui si andava ad attingere l'acqua alla fontana di piazza. E senza contare poi il pentolone per fare la liscia, cioè il bucato, o l'enorme paiolo usato nelle malghe per fare il formaggio e ancora lo scaldaletto da mettere tra le lenzuola. I parolotti avevano il loro bel da fare anche perché dopo il nuovo bisognava aggiustare l'usato, quasi che i rami, le cose in rame, dovessero essere eterni. Difatti paioli e pentole erano in genere segnati da toppe e rappezzi e facevano bella mostra di sé come fossero antichi cimeli. Oggi lo sono davvero, quelli almeno che si sono salvati, dicono, dalle famigerate raccolte di rami per la patria a suo tempo e finiti chissà dove. Vengono usati come preziose fioriere, ma un tempo erano sicuramente preziosi arnesi di uso quotidiano. E finiamo col bottero. Botti e botticelle, tini e tinozze, consal, cioè le bigonce, e bazzonei, specie di secchi di legno con una doga sporgente a fare da manico che servivano per travasare il vino, venivano costruiti ad arte con legno di rovere o di castagno. Li costruiva il botter, il bottaio, e dovevano essere perfetti perché il vino si conservasse intatto. I botteri, allora in zona erano i Bertaiola e Bertolini, si prestavano inoltre a riparare le botti a domicilio. Sostituivano le doghe,
fissavano i grossi cerchi con pesanti martelli di legno, mettevano tutto a posto. Nelle cantine ogni botte aveva la sua destinazione. La botte del vino nero, un misto di Merlot, Chiava, Padovan e altre uve nere, la botte del vino bianco, la botticella dello Zaibel, che era un vitigno mezzo selvatico che dava un vino leggero, e la botte del vin piccolo, che si otteneva questa dalle vinacce torchiate. Dicono che si bevesse per la sete, a volte anche al posto dell'acqua. E infine c'era la botticella dell'aceto. Tra tutte queste botti, e altrettante ce n'erano nella cantina del monastero delle Serve di Maria, sempre ad Arco, che immagazzinavano l'altra metà del prodotto della campagna coltivata a Mezzadria. Ogni autunno il bottero doveva fare una ripassata generale. Ma in ogni caso c'era qualcosa del genere, se non altro la brenta della liscia, la tinozza per fare il bucato, che serviva anche da vasca da bagno per lavarsi a turno, almeno alla vigilia delle feste grandi.